Aiuti concreti per le attività di Rapallo colpite dalla mareggiata. Tra le idee emerse dell'incontro all'Hotel Italia, quella di poter ottenere le agevolazioni attuate per i terremotati del centro Italia. Dal 25 febbraio, primi cantieri a Santa Maria del Campo per l'area gioco destinata alla frazione rapallese. L'opera è realizzata da Comune e Parrocchia con l'aiuto di tanti benefattori. Si è riunita la conferenza del turismo a Sesti Levante, deciso l'impiego della tassa di soggiorno, apertura di un ufficio informazioni, una navetta per le spiagge e un servizio di vigilanza degli arenili. Una formazione in 3 tappe per i catechisti, a febbraio un incontro comunitario e 2 laboratori, li propone la diocesi per favorire il confronto, domani la conferenza di Donzanchi. 18 progetti per il rilancio della Val Fontanabuona. Sono quelli realizzati dagli studenti di architettura dell'Università di Genova presentati alla Società Economica di Chiavari. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. L'incontro dedicato alle aziende di Rapallo colpite dalla mareggiata di fine ottobre sembra aver centrato l'obiettivo. Una quarantina le imprese presenti, spiega l'organizzatrice Nadia Molinaris, e soprattutto almeno 4 aiuti concreti messi a disposizione. Tra questi l'idea di poter applicare le agevolazioni ottenute dai terremotati del centro Italia. Vediamo. Quali sono i punti più concreti emersi durante l'incontro per le aziende danneggiate? Intanto risparmio sulla tassa di suolo pubblico permanente per quanto riguarda il comune di Rapallo del 75%. Sono stati allungati i tempi in quanto scadeva il 31 di gennaio, ovvero oggi, fino ad aprile per avere la possibilità di accedere a questo sconto. Un secondo punto interessante sono i 180 euro più 180, quindi con un totale di 360 messe a disposizione dalla Rinaldi Petroli per una scontistica sulle utenze per 6 mesi a tutte le attività danneggiate, senza alcun fine di contratto, in quanto dopo i 6 mesi uno può tornare tranquillamente alle proprie utenze. Un terzo punto, la dottoressa Zappaterra, che si è messa a disposizione anche lei con le sue competenze nell'assunzione di personale che può servire per la stagione che arriva. Ci sono altre aziende che hanno dato una mano per aiutare le imprese in maniera concreta? Quello che è saltato fuori, e devo dire che forse non so neanche se è stato capito questo grande aiuto che è saltato fuori, è arrivato dall'amministratore delegato della HD Finanza, il dottor Eraldo Stefano Menconi, con un'esperienza alle spalle in quanto lui era operativo nelle Marche nel periodo del terremoto. Ha offerto il suo tempo, essere il portavoce direttamente là negli uffici preposti, quindi a Roma, per ottenere le stesse identiche agevolazioni che hanno ottenuto le zone terremotate. E faccio un esempio: la moratoria dei mutui, la sospensione delle imposte per un certo periodo, le agevolazioni che non costano nulla né allo Stato né alle banche e che sono già state testate in quell'occasione e quindi fattibili anche da noi. Ove non fosse accolta questa istanza, è disponibile andare direttamente presso l'ABI, che è l'Associazione Bancaria Italiana, quindi non è una banca ma è l'associazione di tutte le banche italiane, e ottenere in merito appunto alla moratoria dei mutui dei fondi agevolati direttamente dall'ABI. Un'altra cosa che potrebbe fare per noi è accedere a garanzie del Mediocredito Centrale per ottenere fino a un 80% di finanziamenti finalizzati appunto alle ristrutturazioni. Parliamo ora di allerta meteo, perché dopo una breve tregua il maltempo torna sulla Liguria con neve, pioggia, possibili episodi di gelicidio, venti di burrasca e mareggiata. ARPAL ha perciò emanato un messaggio di allerta che varia da zona a zona. Nei bacini B, D e D, ovvero Genova ed entroterra del Savonese e Val d'Aveto, l'allerta per neve è gialla dalle 16 di quest'oggi sino alle 8 di domani, quando diventerà arancione sino alle 18.
8. Poi sarà declassata nuovamente in gialla sino alla mezzanotte. Allerta neve gialla anche nelle zone costiere di Genova dalla mezzanotte alle 13 di domani e su Imperiese e Savonese dalla mezzanotte alle 16 di domani. Nel Levante l'allerta gialla scatterà alle 15 di domani per pioggia e si protrarrà sino alla mezzanotte. L'aria umida in arrivo provocherà un innalzamento dello zero termico e quindi della quota neve sul levante della regione, mentre il rialzo sarà più lento in particolare sul centro-ponente, dove si potranno avere locali spolverate costiere nella prima parte della giornata. Sui versanti padani permarranno invece sacche di aria fredda in grado di generare precipitazioni nevose moderate. Una particolare attenzione andrà posta al possibile gelicidio, soprattutto nelle zone interne del centro-levante. Attenzione anche ai venti di intensità fino a burrasca settentrionale sul centro-ponente, meridionale sul levante. Mareggiate a levante e mare localmente agitato sul resto della regione. E domani è sabato, considerate le condizioni meteo avverse, la probabile assenza del servizio Battelli, la passerella pedonale tra Santa Margherita Ligure e Portofino sarà aperta durante tutto l'arco della giornata. ATP svolgerà inoltre un servizio navetta sia venerdì sia sabato, tranne sabato dalle 14 alle 16:30 per lo svolgimento della Portofino Run e della Portofino Family. I 7 alunni portofinesi invece svolgeranno le lezioni nella sala telematica allestita presso il teatrino comunale. Da anni la frazione di Santa Maria del Campo a Rapallo attende un'area dove consentire ai giovani e alle famiglie il gioco e la socializzazione. Il progetto è suddiviso in 2 parti, la prima a carico del comune che sta per partire. Nel frattempo la parrocchia prosegue la raccolta fondi che consentirà di ultimare l'opera. Vediamo. A Santa Maria del Campo, frazione di Rapallo, sta per aprirsi il cantiere di un'opera attesa da anni, un'area giochi per bambini e ragazzi. Dal prossimo 25 febbraio dovrebbero partire gli interventi del primo lotto a carico del comune. Si tratta di un intervento che si articola in 2 parti. La prima che sarà realizzata dall'amministrazione comunale, che partirà appunto il 25 di febbraio, e questo intervento prevede la realizzazione di un'area giochi per bambini. La seconda fase, realizzata invece dalla parrocchia, prevede la realizzazione di un campetto di calcio che siamo certi troverà l'apprezzamento e il gradimento non solo della comunità di Santa Maria, ma dell'intera città. L'opera andrà a bonificare un'area oggi sovrastata da sterpaglie e sarà accessibile sia dalla chiesa parrocchiale sia dalla strada. È accessibile dal piazzale antistante la chiesa, ma anche dalla via che collega San Martino di Noceto, quindi avrà 2 accessi, sarà fruibile dai disabili perché avrà appunto percorsi agevolati appunto anche per i disabili, mentre nella parte alle spalle troviamo come diceva prima il sindaco, una zona campetto dedicata appunto al calcio, campo polivalente, che invece sarà realizzata dalla parrocchia, quindi sarà un campo regolamentare a 7 con sotto gli spogliatoi. Per la parte di competenza della parrocchia sono da tempo attivi gruppi di volontari che promuovono iniziative di raccolta fondi e hanno attivato anche un IBAN bancario attraverso il quale si possono raccogliere offerte. La parrocchia sta crescendo, in questi anni anche i bambini sono aumentati, solo qui intorno a quest'area sono le opere parrocchiali e i bambini sono circa 150 che partecipano e quindi tante famiglie giovani. E quindi quest'opera sicuramente è da anni attesa e c'è entusiasmo, c'è attesa. E quindi voglio dire grazie per questo intervento che il sindaco con la sua amministrazione ha preso a cuore e tra poco finalmente inizierà. E poi voglio anche ringraziare tutte quelle persone della comunità che in questi mesi, anche con sacrifici, hanno dato offerte, sono intervenute per poter iniziare anche poi l'altra parte che riguarda più la parrocchia che il campo da calcio per i ragazzi. Si è svolto oggi a Sesse Levante il primo incontro del 2019 della Conferenza del Turismo, organismo dove sono rappresentati tutti gli operatori turistici e commerciali della città. Sul tavolo l'utilizzo delle risorse provenienti dall'imposta di soggiorno e gli obiettivi di programmazione turistica.
Nel 2019 ci si aspetta un importo di 270.000 euro. Una parte di queste risorse sarà destinata all'apertura dell'ufficio informazioni e accoglienza turistica e alla produzione di materiali informativi. La cifra dedicata alla partecipazione a fiere ed eventi di promozione viene ridotta con l'obiettivo di favorire la presenza a questo tipo di occasioni all'interno degli spazi messi a disposizione da agenzia in Liguria, mantenendo la realizzazione del workshop turistico Discover Italy a Sestri Levante. Si è proposto inoltre di dedicare sostegno a eventi destagionalizzati o in particolare impatto come il Riviera Film Festival, alla manifestazione di rievocazione storica, all'associazione Sestieri a Levante e al bus navette estivo per le spiagge e i campeggi. Un servizio di trasporto a cui si va ad aggiungere la prima novità del 2019, la navetta di collegamento con l'aeroporto che quest'anno raggiungerà anche Sestri Levante. La volontà di favorire un miglioramento ulteriore del controllo sulle spiagge, infine, ha fatto scaturire la proposta di destinare una quota del budget disponibile per un servizio di vigilanza notturna sugli arenili pubblici durante la stagione estiva. Si sono concluse intorno alle 11:30 le operazioni di rimozione del residuato bellico recuperato nei giorni scorsi nello specchio di mare antistante il porto di Sestri Levante. A trovarlo, impigliato in alcune reti, un pescatore durante una battuta di pesca. Si trattava di un proiettile risalente alla Seconda Guerra Mondiale della lunghezza di 40 cm e dal diametro di 20 cm. Sul posto hanno operato gli artificieri dell'esercito che hanno messo in sicurezza l'ordigno che, seppur con poca carica, era ancora armato, dotato di spoletta. Lo hanno caricato a bordo di un mezzo e trasportato in una cava a Sestri Ponente, dove verrà fatto brillare nei prossimi giorni. Le operazioni iniziate intorno alle 10 sono state coadiuvate dagli uomini della Capitaneria di Porto e della Polizia Municipale di Sestri Levante. L'area interessata dalle operazioni sulla banchina del porto è stata interdetta all'accesso sino al completamento del lavoro. E apriamo adesso la consueta finestra di Telepace sull'Arcidiocesi di Genova. La linea quindi va alla redazione del Cittadino che ci aggiorna sugli ultimi avvenimenti. A voi la linea. Un saluto da Genova. La Chiesa genovese ha pubblicato un documento sull'accoglienza degli immigrati nel nostro paese. L'obiettivo di questo documento, a cura di Migrantes e Caritas, è di fare chiarezza in un contesto in cui sul tema si leggono e si ascoltano le più disparate e contraddittorie notizie. Il documento è diviso in due parti. La prima parte dal titolo "Ero straniero e mi avete accolto, persone straniere, residenti e migranti, che cosa sapere?". La seconda invece porta il titolo "La verità vi farà liberi, 3 focus per capire meglio le persone migranti, il sistema di accoglienza e il decreto immigrazione". Il documento è disponibile sul Cittadino di questa settimana, sul sito www.ilcittadino.ge.it e sul sito www.chiesadigenova.it. Il cardinale Bagnasco ha restituito la visita al sindaco Marco Bucci ed è stato accolto a Palazzo Tursi. I due si sono intrattenuti inizialmente per un colloquio personale, quindi l'arcivescovo ha incontrato i rappresentanti della giunta e alcuni dipendenti. Ha fatto riferimento nel suo intervento alla tragedia del Ponte Morandi che ha segnato tragicamente il 2018 di Genova e ha detto: "Costruire il futuro è un modo per onorare le vittime del ponte. I genovesi hanno reagito in modo pronto e coeso tanto da sorprendere il mondo. E non è retorica. La passione per Genova è il patrimonio più grande che è scaturito dal crollo del ponte e di cui siamo debitori alle vittime. Auguro a tutti voi e a noi che il 2019 possa essere l'anno di un particolare passo in avanti per la nostra città, che è indiscutibilmente il porto per l'Italia del Nord e per l'Europa. Uno sguardo più attento da parte di Roma verso Genova, che stiamo sperimentando, non è un atto di benevolenza o una concessione, ma è un atto di intelligenza per il bene di tutto il nostro Paese". Venerdì 1 febbraio presso la Sala Quadrivium a Genova si tiene il convegno Beni culturali ecclesiastici, tutela e protezione tra presente e futuro. È organizzato dal Comando dei Carabinieri, tutela patrimonio culturale su indicazione della Conferenza Episcopale Italiana. Da Genova è tutto, restituisco la linea a Chiavari. Grazie. Oggi ti racconto Gesù è il titolo del percorso di formazione organizzato per tutti i catechisti della diocesi di Chiavari. Non solo ascolto dunque, ma anche spazi di confronto sui problemi e sul futuro della catechesi. Si parte domani, 1 febbraio. Sentiamo.
Una formazione in 3 tappe, un incontro comunitario e, novità di quest'anno, 2 laboratori curati dall'equipe catechistica diocesana. Cambia format l'appuntamento annuale dei catechisti che da tempo chiedevano uno spazio più ampio di riflessione e ascolto. Si parte il 1 febbraio. In casa Marchesani a Chiavari il teologo Don Giuliano Zanchi affronterà il tema Oggi ti racconto Gesù. Da una parte le difficoltà del fare catechesi oggi, dall'altra uno sguardo sul futuro. Il titolo è Ti racconto Gesù oggi, la bellezza proprio di questo incontro con la persona di Gesù e sullo stile del racconto, non della scuola, non della nozione, non del sapere la cosa, pur mantenendo il fatto che è anche dottrina, ma è dottrina la persona di Gesù, insegna la persona di Gesù. La preghiera nasce, per esempio anche il Padre Nostro, la preghiera che è una preghiera istituzionale, l'unica di Gesù, però nasce dalla curiosità dei discepoli che vedono Gesù pregare, da quella bellezza lì. È un po' questo quello che vogliamo provare a trasmettere e su cui confrontarci con i catechisti. Dopodiché i laboratori, il primo l'8 febbraio al Centro Sociale San Giovanni di Chiavari, il tema Come ti racconto Gesù. Noi ci vedremo come equipe catechistica tra i 2 incontri per provare sulla base di quello che abbiamo ascoltato un laboratorio proprio che possa approfondire, forse anche porre qualche passo concreto da fare nelle nostre parrocchie. Il secondo incontro sarà il 22 febbraio, è la novità di quest'anno, uno spazio dedicato esclusivamente ai giovani tra i 15 e i 25 anni. Alla Casa della Gioventù di Rapallo i ragazzi saranno chiamati a raccontarsi. Perché fanno il catechismo, perché hanno fatto la scelta da giovani e un po' che ci raccontino nei gruppetti come lo fanno, si sentono protagonisti, no, vorrebbero qualcosa di più, un tempo dedicato a loro. Questa sera alle ore 21 nella chiesa di San Marziano a Carasco si terrà la veglia per la vita. Il momento di preghiera sarà presieduto dal vescovo, Monsignor Tanasini, che al termine della veglia benedirà tutte le mamme in attesa. La comunità parrocchiale di Santa Maria e San Biagio di Bacezza, Chiavari, si appresta a celebrare la festa della Madonna dell'Ulivo. Domani alle 17 al santuario i bambini e le famiglie offerranno i fiori a Maria, a seguire la celebrazione eucaristica. Sabato ricordo del ritrovamento del quadro della Madonna dell'Ulivo, le Sante Messe alle ore 9, presiedute dal Vescovo diocesano. Alle 11, alle 16 la preghiera del Rosario e l'adorazione eucaristica, mentre alle 17 l'ultima messa celebrata dal parroco. 18 progetti per rilanciare il territorio della Valle Fontanabuona. Sono quelli che hanno elaborato gli studenti del corso di laurea magistrale in architettura dell'Università di Genova, una sessantina di ragazzi che questa mattina hanno presentato i loro lavori presso la Società Economica di Chiavari. Noi siamo andati a vedere. Una funivia che collega il santuario di Montallegro con Correglia Ligure, un parco fluviale e un'oasi faunistica in diversi punti del torrente Lavagna e ancora un penitenziario ad Orero. Sono alcune delle idee trasformate in progetti dagli studenti del corso di laurea magistrale in architettura dell'Università di Genova. Una sessantina di ragazzi che hanno presentato 18 elaborati nel corso di una giornata di studi ospitata dalla Società Economica di Chiavari. A legare il lavoro svolto i temi del miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo economico e la cura di un territorio, quello della Fontanabuona, in grado di esprimere grandi potenzialità. Prendono spunto da questo territorio per ripensare ad una qualità degli spazi urbani che manca molto in Fontanabuona, per pensare a come riutilizzare questo grande patrimonio di aree industriali dismesse, ma anche per riabitare i versanti, per riportare le persone sui versanti in queste condizioni climaticamente favorevoli, ma dove oggi esistono poche possibilità di insediamento. I giovani possono dare quel qualcosa in più che a volte non ci si aspetta. Ma io credo appunto che il giovane si trovi forse di fronte a un ambiente resettato nel quale immagina. Ecco, noi tante volte siamo portati a vedere le cose già nel senso che abbiamo trovato. Quindi io spero molto in idee e soprattutto spero molto che ci siano delle persone interessate a queste idee che possano magari anche finanziarle. In queste idee c'è un futuro, il futuro di un territorio che ha bisogno di credere nelle sue potenzialità. Certo, ha bisogno di credere nelle sue potenzialità, ma soprattutto, come io dico ormai da tantissimo tempo, noi dobbiamo sempre di più avvicinare l'entroterra al mare e il mare all'entroterra.
Ma non solo, noi dobbiamo cercare di dare vitalità alle giovani leve e questo è il momento clou che dobbiamo farlo e dovremmo farlo anche su tante altre cose. Il 9 febbraio i ragazzi del corso per operatore di impianti termoidraulici dell'Ente Forma di Chiavari partiranno alla volta dell'Irlanda per un viaggio di istruzione e formazione professionale. La meta è Cork, città universitaria a sud-ovest dell'Irlanda, in cui gli studenti al mattino frequenteranno lezioni di lingua inglese, mentre al pomeriggio svolgeranno visite in aziende operanti nel settore delle energie rinnovabili e sostenibili in ambito termoidraulico. I ragazzi saranno ospitati in famiglie. Il progetto, che rientra nelle ore curriculari, è finanziato dal progetto Erasmus+. Gli accompagnatori saranno i professori Fiorenzo Marsiglia e Sonia Strombolo. Accesi i motori, la macchina organizzativa dell'edizione 2019 del Festival della Parola. Nella sala del Consiglio Comunale di Chiavari, associazioni e realtà cittadine si sono incontrate per iniziare a programmare questo importante evento. Vediamo. È stato emozionante perché, devo essere sincero, la città ha partecipato in massa a questa chiamata. Per il secondo anno consecutivo come amministrazione ci apprestiamo ad organizzare il Festival della Parola. Ho sottolineato che investiremo ancora più risorse dello scorso anno. Dico investiremo perché per noi non è una spesa, ma è un progetto in cui crediamo e che porteremo avanti nei prossimi anni, e perciò un investimento che ricadrà positivamente su tutta la città. Quali sono i temi che verranno affrontati? Innanzitutto la parola quest'anno, un po' il fil rouge del festival, sarà la parola dialogo. Un momento in cui di dialogo ce n'è bisogno in tutti i sensi. Secondariamente dedicheremo una parte fondamentale del festival a Lucio Dalla, grande artista, poeta, cantante italiano, e poi a Leonardo da Vinci. In che giorni si svolgerà il festival? Il festival si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno. Tengo a sottolineare anche in questo caso che il 2 giugno sarà la data in cui ogni anno noi proporremo il festival. In ricordo naturalmente della Festa della Repubblica. In attesa del cantero vengono confermate le location in cui si svolgeranno i diversi eventi, anche la piazza di Nostra Signora dell'Orto. Piazza della Nostra Signora dell'Orto rivedrà la tensostruttura trasparente che lo scorso anno ha fatto, successo, scalpore, ed è una tensostruttura secondo me importante perché comunque chi passa, chi vede, rimane incuriosito e attratto dal Festival della Parola. Ci si chiede veramente che cosa c'è, cosa si farà, cosa si dirà, e la città in festa tutta è importante. I grandi autori moderni di racconti saranno protagonisti di un ciclo di conferenze organizzate dalla Biblioteca della Società Economica di Chiavari, da Chekhov a Pirandello, da Kafka a Calvino, passando per Buzzati, Hemingway, Singer e O'Connor. Si concentrerà l'attenzione sulla difficile arte della brevità. Primo incontro domani alle 17:30, l'intervista. Quanto è importante oggi imparare l'arte della brevità? Io mi riferisco a un genere che penso sia abbastanza sottovalutato, cioè quello del racconto e del racconto breve in particolare. Così come purtroppo tanti pensano che scrivere poesie significhi andare a capo prima, così molti pensano che scrivono racconti quelli che non hanno, abbastanza forza per inventare la trama di un romanzo. Ma non è così. L'arte della brevità è l'arte della concentrazione dei temi, della sostanza narrativa. Che autori affronterete? Cominciamo da Chekhov e siamo a quello che forse è il maestro di tutto il Novecento riguardo ai racconti e ai racconti brevi in particolare, e arriviamo fino a Buzzati, Calvino Buzzati. Quindi siamo su un versante novecentesco. Passeremo attraverso Hemingway, Pirandello e altri nomi molto noti. Forse il meno noto è Flannery O'Connor, perché in Italia non ha ancora avuto la fortuna di lettori che meriterebbe, e ci attestiamo così sulla seconda metà, arriviamo fino alla seconda metà del Novecento.
Il ciclo è aperto a tutti, si parte domani, venerdì 1 febbraio, ricordiamo dove, gli orari. Sempre di venerdì, sempre alle 17:30, sempre nella sala presidenziale della Società Economica. Incominciamo domani e finiremo, a Dio piacendo, a metà giugno. Bene, ora vediamo insieme la scheda degli appuntamenti per domani, venerdì 1 febbraio. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per venerdì 1 febbraio. Shoah è il titolo della mostra allestita sino al 15 febbraio nella Biblioteca Vago di Santa Margherita Ligure. Si tratta di un'esposizione libraria patrocinata dall'ANPI e aperta il venerdì dalle 14 alle 18. Per i corsi di cultura di Chiavari, alle 16, nella sede di Via delle Vecchie Mura, Giorgio Bo affronterà un argomento di storia dal titolo La magia nel mondo, periodo antico. Nuova lezione all'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16, nei locali di Villa Quairolo, Rosa Gemma Ciliberti parlerà del tempo dell'etica in medicina. La sfida educativa Giovani e Realtà è il tema dell'incontro con il pedagogista Franco Nembrini, promosso dalla Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Genova. L'inizio alle 17 in Sala Quadrivium. Appuntamento con i venerdì letterari nella Sala Albino della Biblioteca di Lavagna. Protagonista sarà lo scrittore locale Aldo Boraschi. Cristina Sanguinetti proporrà letture tratte dal romanzo di Boraschi La voce del geco, l'inizio alle 20:45. La salute della donna, diritto all'assistenza e ruolo dei consultori è il tema dell'incontro in programma alle 21 nella Sala Bo di Palazzo Fasci a Sesti Levante. Condurrà Anna Maria Milanta, presidente dell'associazione Camelot. Tra gli ospiti, gli ostetrici Daniela Fantini e Salvatore Garzarelli. Infine, prima parte del saggio del corso di scrittura e drammaturgia in punta di penna a cura di Franco Picetti e Ivano Malcotti. L'inizio alle 21 nei locali dell'Associazione Spazio Aperto in Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure. E ora parliamo di calcio femminile. Le ragazze del Rupinaro Sport si sono aggiudicate la Coppa Italia regionale nella finale disputata a Cogoleto con la Lassio. Finita 2-2 ai tempi regolamentari, la vittoria delle chiavaresi è maturata ai calci di rigore. Il risultato finale è stato 7-6 per le chiavaresi. Per la neonata formazione femminile il primo trofeo che entrerà nella storia della società. Vediamo. Rupinaro Sport femminile vince la Coppa Italia regionale ai calci di rigore per 5-4, una partita incredibile, fenomenale da parte delle nostre ragazze. Credo non ci siano aggettivi per descrivere le emozioni che abbiamo vissuto tutte insieme, con le ragazze, con la società, con i ragazzi che hanno seguito la squadra. C'era tutta la juniores del Rupinaro a vedere la partita, è stato coinvolgente al massimo. Questa domenica sarà indimenticabile per me, per lo staff della squadra, per la squadra stessa. Le ragazze sono andate ben 3 volte in svantaggio e per 3 volte hanno raddrizzato la partita. Siamo andate sotto, siamo andate sull'1-0, abbiamo 1-1, 2-1 per loro alla fine del primo tempo, siamo andati sul 2-2. Siamo andate sotto nel primo tempo dei supplementari e abbiamo pareggiato nel secondo tempo dei supplementari. Questo vuol dire che siamo proprio sul campo, che c'è voglia di lottare, di far bene, e comunque credo che parte, al di là dei meriti anche della stessa Lassio, con la signora squadra, le nostre ragazze meritavano assolutamente questa gioia, questo premio. Sono ancora diciamo, emozionato per quello che mi hanno dato le ragazze, per come si sono comportate, per la voglia che avevano, per l'impegno che hanno profuso, per tutto. Se lo sono veramente meritate, è stata una cosa bellissima. Bene, allora complimenti alle ragazze del Rupinaro Sport. Il telegiornale termina qui. Prossimo appuntamento con Tigullio oggi, domani 12:45. Grazie per essere stati con noi. Vi auguro una buona serata con i programmi della nostra rete. Arrivederci.